benvenuto. Ci dici come si pronuncia esattamente il tuo cognome? Gucher. Luche. Perfetto. Allora avevo indovinato. Allora, innanzitutto benvenuto. Grazie mille, grazie. Quali sono le tue prime impressioni della squadra del Treviso? No, le prime impressioni sono ottime e non sempre è una frase fatta quando uno arriva nuovo, dice sempre le stesse cose, ma è veramente così perché l'ho percepito dal primo giorno, da quanto mi hanno cercato, che c'è voglia di fare le cose per bene e mi hanno adesso confermato arrivando qui che ci sono tutti i presupposti per creare un gruppo bello e fare un bel campionato. Tu porti sicuramente un bel bagaglio di esperienza qui a Treviso. Sì, sì, è ovvio, questo penso la società mi ha preso anche per questo motivo qui, non solo in campo ma anche penso fuori, perché vogliono crescere, vogliono fare le cose per bene e ho accettato questo incarico con un entusiasmo incredibile e spero di ripagare poi ovviamente la fiducia nei confronti della società. Com'è arrivato il contatto? È arrivato a fine campionato scorso i primi contatti tramite il direttore che è anche venuto a vederci a Lucca e poi adesso questo periodo estivo, diciamo, soprattutto nelle ultime 3 settimane si è intensificato molto molto e ho capito che ci tengono veramente tanto ad avermi qui e ho dovuto fare ovviamente delle valutazioni importanti perché sono quasi 20 anni che facevo il professionista, tra virgolette, e in una carriera dove uno ha da capire tante dinamiche, tante cose, anche perché non conosco questo campionato e volevo informarmi sotto tutti i punti di vista per fare un passo importante, però nella mia carriera ho dimostrato spesso e volentieri di voler accettare sfide importanti dove una società, un presidente vuole creare qualcosa di importante. Ecco il motivo per cui a Frosinone sono stato quasi 8 anni, a Pisa sono stato 5 anni e mezzo, e a Lucca adesso 2 anni nonostante tutte le difficoltà, dove sento che si possono creare qualcosa e questo mi ha portato poi anche ad accettare soprattutto questo progetto qui. Ecco, a proposito di questo, possiamo dire che sei uno specialista in promozioni perché hai fatto parte dello storico riti scaramantici a parte, hai fatto parte dello storico Frosinone della promozione in Serie A, col Pisa in Serie B e quindi si può tentare. Sì, perché cioè, diciamo da quando sono partito anche con la primavera del Genoa, dove c'era un certo El Shaarawy o Perin Company, che abbiamo vinto la primavera lì, è partito un percorso diciamo bello, che è stato non sempre bellissimo, perché poi uno va a vedere la carriera e vede le promozioni, però ho affrontato mille difficoltà anche nella carriera che mi hanno fatto crescere forse di più come uomo, come persona, come giocatore però è ovvio che la finale persa col Monza per riportare anche il Pisa già 2 anni fa in Serie A mi è rimasta qui e ho tanta voglia di vincere. E allora uno deve scegliere una piazza che vuole vincere, una società seria che vuole fare le cose per bene, ma non in un anno. Vogliono fare delle cose perché vincere non è mai facile, la società vuole vincere e poi è da capire quando, perché quando si fanno le cose per bene, e l'ho vissuto dappertutto, prima o poi si vince. Hai parlato di Serie D, dal punto di vista tecnico, cosa ti attendi da questo campionato in generale? Ma io mi ricordo tutte le amichevoli che facevamo estive contro le squadre di Serie D eccellenza così e mi aspetto molta intensità, molta aggressività, non mi aspetto il calcio champagne diciamo magari di una categoria superiore, però anche in Serie C il campionato negli ultimi anni è cambiato tanto, vuol dire quando uno affronta le partite con la testa giusta e con la cattiveria giusta, soprattutto la voglia di vincere in un gruppo sano, penso che poi le cose tecniche di ognuno di noi verrà fuori. La squadra è forte sotto questo punto di vista e io penso se lavoriamo adesso in questo mese, soprattutto come ha detto il mister anche sotto questo punto di vista dell'agonismo, della cattiveria, di capire la categoria tutti quanti insieme, dal più giovane al più vecchio, ma penso che poi dopo i valori verranno fuori. Dal punto di vista numerico, non so se hai fatto qualche conto, di solito i calciatori lo fanno, il ritiro numero?
Non lo so. Ah, non hai fatto... No, C'è perché qualcuno che tiene no, conto? no, perché cerco di cancellare il ritiro, cerco sempre dal primo giorno a cancellarlo, cerco di sopravvivere, poi dopo di iniziare. No, il ritiro serve a tutti, è la cosa fondamentale, ed è stata anche questa una scelta per cui ho accettato e non ho voluto aspettare, che ne so, il mese di agosto per capire se verrà fuori un'altra società, se verrà fuori così. Io ho detto, questi mi vogliono veramente, ho sentito questa sensazione positiva e ho detto voglio andare subito in ritiro, anche perché poi dopo uno quando sta a casa sì, si può allenare, può fare, ma poi serve la squadra, servono gli allenamenti per mettere benzina. Adesso ci abbiamo un mese e penso che poi lo staff, il preparatore l'ho avuto già a Pordenone, mi conosce anche come caratteristiche e tutto, allora penso che tutti quanti arriveremo poi pronti per il coso, che ci aspettano sicuramente tante difficoltà in questo campionato, perché quando uno parte così penso che dobbiamo affrontarlo tutti insieme, perché alla fine siamo tutti sulla stessa barca. Noi che magari torniamo tra i professionisti, i ragazzi che fanno il primo anno tra i professionisti, la media, staff, cioè nel senso voi fate poi interviste a società molto più importanti, molto più, e allora diventa tutto più bello perché i tifosi poi girano in altri stadi, e penso che questa è la soddisfazione più grande che un giocatore può dare poi ad un popolo.